Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Palacconi di Cagliari, dove sta per iniziare la partita più importante per queste due squadre. La Mediterranea in casa contro la squadra del Progetto Futsal. Sono una partita importantissima per entrambe le squadre, perché adesso si gioca questo playoff, un playoff da dentro o fuori. Una delle due squadre sarà quella che passerà il turno, con le due squadre che sono già pronte sul terreno di gioco. Sulla destra, con la classica maglia bianca, la squadra di casa della Mediterranea, che parte adesso con il calcio d'inizio. E allora si va subito con il giro palla, con subito il pallone per Carolina Vargiu, poi c'è l'intercetto subito di Agostino che fa ripartire il gioco per la squadra ospite. C'è il primo fischio degli arbitri con il pallone che deve essere riposizionato per Anita Furno, con il pallone che poi viene dato a Carolina Vargiu. Ecco Furno con il possesso del pallone. Lo scarico per Filippa Mendes, ancora il pallone in profondità, l'anticipo di testa con l'ottima giocata di Ceglie, il capitano della squadra ospite del Progetto Futsal, che gioca con la maglia giallo-nera. E allora si va subito con il fallo laterale in questa che è una partita, dicevamo, fondamentale, con i playoff. Seconda in classifica la Mediterranea contro la quinta del campionato, questo Progetto Futsal che gioca oggi qua le sue chance di passaggio del turno, con invece dall'altra parte una Mediterranea che va subito a girare palla, ancora con Filippa Mendes, apre per Carolina Vargiu, c'è ancora il controllo di Vargiu, poi il pallone aperto ancora per Mendes, prova la galoppata da sola Mendes, c'è l'ultimo tocco del capitano Ceglie con il pallone che va a finire fuori. Ancora Mendes, l'apertura per Vargiu, ancora Vargiu è pressata, palla tutta all'indietro per il controllo di Mugironi. E allora sparato via il pallone per questo attacco. E allora si va con il possesso palla che torna all'indietro per la squadra del Progetto Futsal, che apre il gioco in avanti, il controllo di Vitale. Palla lunga con l'anticipo di Mugironi, allora si gira palla, prova a sganciarsi Furno in avanti, la prova a vedere da lontano, poi il colpo di testa, la magia del portiere che blocca il pallone, subito lo squillo messo ad opera di Furno, palla che viene parata. Allora si gioca con Muzzi, con il pallone aperto per Agostino, palla che finisce troppo lunga, troppo distante. E allora si deve ritornare con il possesso per Mendes, prova lo scatto tutto sulla fascia sinistra Vargiu, niente da fare, pallone troppo lungo. E allora si deve ripartire con il possesso palla per Agostino, poi il pallone per Ceglie, palla sparata via. Allora si deve ripartire con il possesso adesso ad opera di Carolina Vargiu. Il giro palla per Furno, ancora Furno, l'apertura per Mendes, lo scambio si interrompe per un attimo, poi c'è un retropassaggio un po' rischioso, non ci può arrivare Marika Saba, palla profonda con il tocco che non c'è, e allora rimessa laterale per la Mediterranea, il giro palla un po' arretrato per Furno, deve tornare indietro, c'è l'attacco di Vitale, lo scarico per Saba, spalle alla porta, deve ripartire, va in progressione Saba, c'è l'intervento della giocatrice avversaria, per l'arbitro è tutto regolare, si può ripartire, porta palla Muzzi con il gioco di gambe, poi il tiro chiusa all'ultimo Agostino con la buona scivolata
da parte del duo Saba-Mendes, palla che finisce a lato con la deviazione. Buona la progressione di Agostino, messo paura alla retroguardia della porta difesa da Eleonora Mugironi. Pallone in mezzo con il tocco di Vitale, colpo di tacco. Allora Mugironi fa partire subito Vargiu, il contropiede, c'è in mezzo Vargiu con il tiro. Vargiu, il pallone bloccato, respinto ancora dall'estremo difensore del progetto futsal, che qua in uscita, grande rischio per Muzzi. E allora niente da fare, palla ancora in possesso della squadra di casa, ma Chimenti ancora chiamata a un'altra parata importante sul tiro di Vargiu. C'era anche in mezzo la progressione di Saba. Vargiu ha provato il tiro per sorprendere Chimenti, che ancora chiude la porta. Poi il pallone adesso troppo alto. Intanto c'è la prima sostituzione per la formazione di casa. Fuori Saba con questo primo cambio. 16:26 il cronometro da giocare ancora. Intanto è entrata Marquez al suo posto. Allora si continua a giocare con Mendes, l'apertura per Furno, il passaggio ancora all'indietro, lo scambio sulla destra per Vargiu, attaccata Vargiu, porta palla. E allora poi lo scarico per Mendes, anche Mendes attaccata, ma c'è Vargiu, ottima posizione, lo scarico ancora per il giro palla. È incredibile, sbaglia a 2 passi dalla porta. Proprio Furno con l'assist di Marquez, ma che giocata della Mediterranea, che ha provato a punire la squadra avversaria con un pallone in profondità per Vargiu, lo scarico tutto sulla sinistra per Marquez, in mezzo, mancato l'appuntamento con il gol Furno. Ottima questa azione, comunque ancora pallone in avanti per Marquez Lavado, palla e non viene controllata, difficile da tenere. Intanto anche l'ingresso di Ruffini per il progetto futsal, che adesso con l'ultimo tocco però segnalato dagli arbitri per Ligioi. Pallone per Furno, Furno però è attaccata, ancora Agostino, prova il destro Agostino, troppo esterno e quindi fuori non di molto, ma Saba a controllare il pallone. Allora si va ancora con il gioco per la squadra di casa della Mediterranea, che fa girare il pallone ancora a Furno. Ottima la giocata, ancora l'apertura per Marquez, sbaglia ancora il contatto con il pallone, non trova la porta. Altra chance importante per la Mediterranea, che sta sprecando tanto, crea molto comunque la squadra di casa, con la Mediterranea che adesso gira palla ancora con Marquez. Vargiu, l'appoggio all'indietro per Mendes, l'apertura ancora per Marquez, è attaccata, lo scarico sempre all'indietro, poi Furno sempre col destro, poi Marquez si gioca con il tentativo del gioco di gambe di Vargiu, poi la scivolata con Ligioi, che va a scontrarsi con Carolina Vargiu, che resta a terra. Tutti e due le giocatrici con questo scontro in scivolata. Buona la giocata del numero 4 della Mediterranea, ha provato a superare in velocità la prima avversaria e poi fermata con questo fallo. Intanto noi vi leggiamo le formazioni delle due squadre che oggi si giocano questo playoff promozione, con, come detto, Mugironi in porta per la Mediterranea, poi Cossu, poi Corrias, Vargiu appunto, Marquez Lavado, Cannas, Spiga, Furno, Cocco, poi Filippa Mendes e Marica Saba dall'altra parte, invece con Chimenti in porta, Perugi, Ligioi, Ceglie, Agostino, Muzzi, Valluzzi, Milia, Milani, Ruffini, Di Felice e Vitale agli ordini del tecnico David Calabria. Dall'altra parte c'è Simone Casu, dà indicazioni alla sua squadra.
Ancora si gioca con questa opportunità. Allora si riparte ancora con Filipa Mendes. Il pallone girato per Furno, ancora a controllare il pallone, lo scambio per la neoentrata Kosu, poi perde il pallone, allora fallo laterale. Ruffini, murata da Kosu e allora Mendes, 2 contro 2, prova Mendes, allunga sul destro, apertura per Kosu, ottima l'idea, non l'ha capita subito la numero 2 del Mediterranea, con pallone un po' troppo arretrato per Jasmine Kosu, con il tentativo ancora della Mediterranea in attacco, poi adesso Chimenti rilancia direttamente tra le braccia di Mugironi che riparte con Furno, il giro palla con lo scambio, poi l'apertura ancora per Marquez, qualche problema nel controllo, poi trova il passaggio in profondità, il tocco di Di Felice in fallo laterale. Mendes, gioco di gambe da portoghese, poi il pallone con il tocco di Marquez, la punta per Chimenti, ancora altra salvataggio e poi il rilancio in avanti per Agostino, troppo lungo il pallone, ma qua altra azione importante della Mediterranea che continua a produrre gioco, non trova il gol, la squadra di casa colleziona ancora occasioni importanti. Questa è almeno la terza chiara occasione da gol per la Mediterranea, più un'altra potenziale. Allora il gioco ancora di Mendes, l'apertura adesso ancora con il possesso palla, poi non vede il taglio di Marquez che aveva lasciato la sua posizione di fascia per puntare il centro dell'area, non ha visto il taglio Mendes. Allora Chimenti riapre il gioco con Ruffini, lungo il pallone, ancora Furno a mettere giù, sempre padrona della zona difensiva Furno, la scambio con Mendes, ancora Furno, si fa vedere Kosu, Furno sceglie ancora Mendes, gioco con il giro palla della Mediterranea, ancora Furno attaccata, adesso con Agostino che alza la pressione, Mendes apre per Marquez che non può controllare questo pallone, quindi pallone fuori, altro fallo laterale sempre per Progetto Futsal che tocca palla con Di Felice, lo scarico all'indietro per Ruffini, l'apertura per lo scambio dove non può giocare, si è fermata Milani. Allora si riparte ancora all'indietro il pallone con l'apertura, questa volta a provare a far gioco è il Progetto Futsal, palla che finisce fuori con lo scarico di Ruffini sbagliato e allora Mendes a chiamare le sue compagne, il passaggio per Furno, ancora Mendes con il giro palla per Kosu, adesso prova a salire la pressione, grande dribbling di Kosu, deve allargare per Marquez, si fa vedere Mendes, pallone troppo arretrato, Furno si impegna e riesce a tenere in vita il pallone e poi parte ancora sulla fascia, sempre Furno, ne supera 2, allarga con la punta del destro per cercare il passaggio su Marquez, palla un po' troppo lunga, ma qua la buona giocata di Furno che è riuscita a tenere il pallone e poi lo scarico ancora a Furno a recuperare, adesso il pallone torna su Milani, il gioco con il pallone non arriva nel taglio 3 volte e poi blocca Mugironi senza grandi problemi, lo scarico per Mendes, ancora Mendes a portar palla, ripiega tutto il Progetto Futsal all'indietro, allora Mendes prova il tiro dalla distanza, la deviazione in calcio d'angolo con Chimenti che ha controllato l'uscita della sfera. Calcio d'angolo con Mendes, il pallone messo in mezzo, il tiro e il palo a salvare poi Chimenti,
il tentativo di tap-in in mezzo, intanto c'è anche un piccolo infortunio alla caviglia, ma ancora un'altra grande occasione per la Mediterranea, che continua a collezionare azioni importanti. Ci ha provato ancora una volta una buona azione d'attacco, pallone che non ha trovato l'angolino, c'era Chimenti a tenerla con l'aiuto del palo. Una Mediterranea che sta facendo comunque il gioco, tante le occasioni, una Mediterranea che anche in stagione regolare ha battuto in entrambe le circostanze il Progetto Futsal, 4-1 all'andata proprio qui in casa, poi la vittoria della Mediterranea anche in trasferta per 3-2 con la doppietta di Cocco e poi Saba. Tanto si deve ripartire con la sostituzione, niente da fare per Spiga che va KO per il momento, e allora in campo proprio Cocco con il gioco che riparte. Si passa dalle parti di Milani, poi l'apertura, ancora pressione alta della Mediterranea, deve giocare Muzzi con la pressione forte della squadra di casa, poi in qualche modo Progetto Futsal riesce a ripartire con Furno che blocca il tentativo di Milia, e allora si riparte ancora con il giro palla per Muzzi che non trova il possesso del pallone, quindi fallo laterale. Si riparte ancora Furno, partita che resta comunque godibile quando se ne sono andati già i primi 10 minuti della prima frazione, partita sempre sullo 0-0, ma grande supremazia territoriale per la Mediterranea che continua a giocare con la pressione alta. Adesso sono tre, lasciano l'1 contro 1 dietro a Furno che se la cava ancora una volta. Allora Cocco si torna indietro, giro palla per Mendes, poi Vargiu, controllo non impeccabile, allora Milia ne approfitta, ma poi si trascina il pallone in fallo laterale. Grande rotazione da parte del tecnico Calabria, intanto prova dalla distanza Mendes, piede caldo, 23 gol in stagione regolare per Filippa Mendes, capocannoniere della squadra cagliaritana. Di meglio ha fatto Agostino dall'altra parte, 26 gol in regular season. Intanto c'è il pallone che per poco non arrivava su Milani, l'uscita di Mugironi e poi Vitale bloccata dall'intervento di Furno. Allora Mendes prova in surplus, allarga per Cocco, ancora lo scarico per Mendes, sempre larga Furno, Mendes prova ad allargare verso Vargiu, Cocco a recuperare il pallone, poi lo perde e se lo porta in fallo laterale con Muzzi e la controlla lì. Si riparte con il fallo laterale, pallone all'indietro per Milia, ancora l'apertura, prova il gioco, allora Filippa Mendes, ancora Mendes, Cocco chiusa proprio all'ultimo e ancora Cocco, pallone all'indietro per Furno, perde il contatto col pallone Furno, allora Milia, l'apertura per Vitale, prova dalla distanza Vitale, niente da fare. Attenzione, una partita che resta davvero godibile. Prima Cocco con la chance del vantaggio e su contropiede Vitale ha sprecato la punizione alla Mediterranea con la numero 90, si è presentata quasi a tu per tu con Mugironi, ha deciso di calciare quando forse aveva ancora lo spazio per fare qualche metro in avanti, magari servire ancora in mezzo alla compagna. Presa di infilata in contropiede la Med, però si può ripartire con il calcio d'angolo per Progetto Futsal, calcio a 5.
il calcio d'angolo che può battere Milani. Il pallone in mezzo, la finta, niente da fare, ma c'è ancora Milia, l'apertura in mezzo, niente da fare anche per questa circostanza. Allora Vargiu, è sola Vargiu, prova a tenere il pallone, protegge palla, poi prova a mettere in mezzo per Furno, il tocco di Vitale all'indietro, regolare, sbaglia ancora Milia per poco, poi Furno con il destro, palla alta. Altra occasione, 7:57 alla fine del primo tempo, ancora 0-0, una partita che resta inspiegabilmente 0-0 dopo tantissime occasioni degne di un playoff davvero importante per le due squadre. Si sente anche forse un po' la tensione, recupera ancora Mendes, prova a mettersi in proprio, poi si vede Coco Mendes, sinistro perfetto all'angolino, e dopo tanti tentativi la Mediterranea trova il gol del vantaggio proprio con la squadra, con la sua punta di diamante. Mendes 1-0 con il gol che va a sbloccare il risultato. 7:41 sul cronometro, ancora da giocare, e la Mediterranea passa in vantaggio con Filipa Mendes. E allora si riparte con il gioco di Ruffini, altro errore, sta sbagliando tanto Progetto Futsal con l'uscita dalle retrovie, anche nell'occasione del gol di Mendes, un errore in uscita con la giocatrice portoghese che è riuscita a recuperare il pallone e poi messa in proprio. Intanto il taglio in avanti, troppo lungo il pallone per Agostino, allora Cocco prova a portarsi in avanti, Vargiu prova a giocarla, Vargiu con Cosu, il pallone in mezzo, ancora Vitale a toccarla, anzi e poi c'è il tiro di Vargiu dalla distanza. L'intervento di prima era di Ceglie con il muro messo dal capitano del Progetto Futsal, che adesso ha l'occasione con Agostino, poi Mugironi non si fida della lasciare il pallone, lo mette, lo tocca in calcio d'angolo sul punto di battuta Andra Muzzi, poi la lascia, anzi non resta il pallone con Muzzi, c'è Ceglie a fianco per lo scambio, ancora Murato e il pallone non esce, allora Cocco per il contropiede, c'è dall'altra parte il pallone per Vargiu, prova con il destro, Vargiu ancora centrale, la parata di Chimenti, altra occasione, non era messa bene per il destro, Vargiu è riuscita comunque a far partire il tiro, pallone che adesso sul calcio d'angolo per Mendes, prova ancora dalla distanza Muzzi a respingere, palla in fallo laterale con Cosu che andrà a giocare con la sfera sul punto di battuta, così inizia il conteggio degli arbitri. Allora Mendes prova ad andare da sola, ancora Mendes, poi sporca il pallone in calcio d'angolo con Muzzi che con la punta del piede, intanto Cocco esce fuori, rientra Saba proprio su questo calcio d'angolo, tanto movimento, pallone per Vargiu che arriva adesso a recuperarlo, poi Cosu ancora a controllare il pallone sull'attacco di Ceglie, palla all'indietro, Vargiu per Mendes, ancora l'attacco di Mendes con la giocatrice numero 25 che per un attimo era riuscita a tenere il pallone in gioco, poi se lo porta fuori per superare Agostino, allora Ceglie, l'apertura ancora per Ruffini, palla in profondità, arriva il pallone per Agostino, ritorna su di lei comunque Vargiu e le sporca il tiro, fallo laterale ancora con Ruffini, sempre più indietro Ceglie, tutto sulla sinistra Muzzi, ancora Ceglie, il pallone in mezzo e poi il tiro con la rete di Agostino, 1-1, pallone in mezzo, dimenticata la giocatrice numero 4 del Progetto Futsal, palla solo da depositare in rete e allora si riparte con il punteggio che si sblocca ancora 5:55 dalla fine del primo tempo. Serviva solamente ancora Agostino si libera
Agostino, doppietta di Agostino, mette a sedere Mugironi e poi fa 2-1 con un'altra giocata delle sue, mettere giù la difesa, presa d'infilata ancora la Mediterranea, scossa dal gol del 1-1 e subito arriva anche il raddoppio. Allora con questo time out noi ci prendiamo una brevissima pausa. Allora si ritorna in campo in diretta dal Palacconi per questo primo tempo tra Mediterranea e Progetto Futsal. Le due squadre ancora con i rispettivi allenatori in questo momento per il 2-1 che vedete in sovraimpressione con la doppietta di Agostino. Si è sbloccata la partita pochi istanti fa, ad aprire le danze Mendes per il vantaggio della Mediterranea, poi l'1-2 nell'arco di neanche un minuto. Agostino doppietta a prendere due volte di infilata la squadra di casa che fin a quel momento stava dominando. Altro errore, ancora Agostino ha sul piede la chance del tris. Altro errore, la Mediterranea sembra aver staccato la testa in questa fase. Incredibili gli errori, ancora Agostino in mezzo, spesso dimenticata. Allora Mendes prova da sola, allarga per Vargiu, anticipata il tocco con il pallone che viene messa fuori ancora da Agostino. Sta mettendo in campo grande partita adesso. Allora Mendes, scambio con Kosu, poi lo scarico per Saba, la grande giocata di Saba, poi allarga per Vargiu con il tocco, palla che era già uscita. Allora fallo laterale con Saba, prova dalla distanza, corpo troppo all'indietro, il pallone che si impenna, esce, non c'è la deviazione da parte di nessuno, così dicono gli arbitri. Allora palla fuori. 4:59 ancora da giocare in questa prima frazione di gioco con il Progetto Futsal che dopo aver subito la grande aggressività e le tante occasioni della Mediterranea, anche il primo gol in svantaggio, poi si è scrollata di dosso tutte le paure, messo l'1-2 con Agostino che ha avuto anche il pallone del 3-1. La Mediterranea prova a scrollarsi di dosso con Mendes, fa tutto da sola, ancora Mendes, prova ancora Mendes, palla in mezzo, la respinta con Ruffini, poi resta lì il pallone, l'ultimo tocco e poi nella squadra ospite allora sarà un fallo laterale per Mendes, va a mettere il pallone in mezzo, Muzzi a controllare, poi Agostino, fermata da Vargiu, ancora lì dietro per Furno, prova Furno, si ferma, poi lo scarico, l'1-2 con Mendes, poi prova con il destro, non si capiscono Chimenti con la sua compagna Muzzi, palla fuori. Allora c'è il fallo laterale, poi sarà calcio d'angolo nell'ultimo tocco e allora si gioca Vargiu. Mendes prova dalla distanza, ci mette la testa Ceglie per far uscire il pallone. Calcio d'angolo ancora, stavolta sul piede di Vargiu alla sinistra della porta di Chimenti, palla in mezzo, non c'è nessuno, troppo profondo il cross
di Vargiu. E allora si riparte con Ruffini, scarico per Ceglie, apertura per Muzzi, non ha un controllo felice, però il pallone esce. Vargiu all'indietro per Mendes, cicca il destro, allora Ruffini prova Agostino a farsi vedere, là per Muzzi, contropiede, Furno 2 contro 2, prova ad andare sul sinistro, mette il sinistro, Chimenti a mettere in fallo di fondo, in calcio d'angolo. Se poi in fallo laterale non era uscita, anzi sì, corregge il punto di battuta l'arbitro, mette giù il pallone Furno, palla in mezzo, Chimenti a respingere, nessuno nel primo palo, c'è solo Saba in mezzo all'area di rigore. Allora Furno sceglie adesso il passaggio dietro per Mendes, la Mediterranea adesso gira ancora con il tentativo di Saba, palla fuori. E allora si parte con il portiere Chimenti ad aprire tutto per Vitale. Vargiu prima di tutti controlla anche il pallone con il tacco, Vargiu a liberare Furno che però non può tenere il pallone. Buona giocata della numero 4 Mediterranea che fa liberare il pallone. Tanto è pronta anche Marquez a rientrare. Tanto Agostino si prende i complimenti della sua panchina per l'1-2 che sta decidendo finora questo primo tempo. La palla per Ruffini, c'ha il tiro sul destro, palla troppo leggera, si riparte con Furno. Mendes. Vargiu con l'esterno per Saba, ancora un esterno per Mendes all'indietro, adesso torna a girare il pallone con velocità la Mediterranea, poi Furno prova con il destro, non gira come vorrebbe, si perde sul fondo, palla troppo esterna. 2:35 ancora da giocare in questo primo tempo. Velluzzi, il tocco, poi il fallo e c'è anche l'ammonizione, primo cartellino giallo della partita, l'ammonizione. Ariana Valluzzi. Di punizione sul punto di battuta, Filippa Mendes a provare a caricare il suo destro. La lunga rincorsa per Mendes, c'è il fischio dell'arbitro, prova Mendes con il destro, la respinta di Chimenti, poi Furno, la respinta della difesa questa volta, a dire di no, altra parata di Chimenti, alza le barriere, allora Marquez prova da sola, palla fuori. Lo scarico ancora all'indietro per Mendes, prova l'1 contro 1, torna sul destro, lo scarico per Furno, ancora Furno, apre, sbaglia però con Vargiu, allora 2 contro 1, pallone in mezzo, sbagliano dal contropiede, allora Furno, l'apertura per Mendes, posizione un po' defilata, Mendes ritorna sul destro, chiusa ancora, l'apertura, ancora Furno, grande parata, ancora di Chimenti, la Mediterranea anche un po' sfortunata, niente da fare in questa occasione. Chimenti non fa passare uno spillo, allora altro time out, questa volta chiesto dalla squadra ospite, e allora con questo time out anche noi ne approfittiamo per una piccola pausa.
Eccoci tornati in diretta dal Palacconi, 1:47 ancora da giocare in questo primo tempo, con il Progetto Futsal in vantaggio 2-1 grazie alla doppietta di Agostino. Match che era stato sbloccato dal gol di Filippa Mendes, con la Mediterranea che continua a collezionare azioni da gol, ma anche tanti errori e soprattutto le grandi parate di Chimenti, ancora decisiva per tenere la sua porta con solo un gol al passivo. E allora ci prova in altro modo la Mediterranea con Vargiu. Furno, l'apertura per Marquez, palla giù, Mendes, controllo, palla ancora all'indietro per Vargiu, l'apertura ancora per Furno, attaccata a Furno, tentativo ancora per Furno con Di Felice, Furno che si libera, Chimenti a rispondere e poi ancora Marquez, Valluzzi, il gioco per Di Felice, ancora Valluzzi, il pallone per Vitale, l'apertura tutto a sinistra, pallone ancora per Valluzzi con il colpo di tacco, niente da fare per il controllo di Ligioi, palla fuori. La squadra di Mister Calabria che continua ad attaccare, adesso il pallone per Valluzzi con una parata di Muggironi, poi lo scarico per Mendes. 43 secondi alla fine del primo tempo, sempre 2-1, ancora Furno, c'è tempo per la Mediterranea a provare a tentare un'altra azione d'attacco, si difende bene adesso il Progetto Futsal, Ligioi a controllare il pallone, poi Valluzzi, l'attacco di Marquez, palla che arriva per Di Felice, poi il tentativo verso Vitale, palla troppo lunga, troppo esterna, con il pallone che viene recuperato da Mendes. 21 secondi. Ancora Mendes, l'apertura per Vargiu, attacco di Valluzzi, l'1-2 con Marquez, controlla il numero 9, i palloni all'indietro per Mendes, ancora Marquez Lavado con il tiro dalla lunghissima distanza. 3 secondi dalla fine del primo tempo, spara via il pallone Chimenti e allora finisce qua il primo tempo, 2-1 per il Progetto Futsal, che approfitta della doppietta di Agostino per la Mediterranea, il gol al 12° di Mendes, partita apertissima, tante le occasioni in questo primo tempo, molto divertente. Allora noi ci fermiamo per qualche istante, un po' di spot e poi state con noi per ritornare con il secondo tempo. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Ed eccoci ritornati al Palacconi, tutto pronto per riprendere le ostilità tra Mediterranea e Progetto Futsal. Eccolo il fischio della ripresa. Risultato bloccato sul 2-1 con Vitale che dà subito per Muzzi. Attenzione, subito il tentativo della squadra ospite per provare subito a mettere le distanze dalla Mediterranea, e rientra adesso con Marquez, non trova bene il contatto con il pallone, allora si rigioca con Vargiu per Marquez, palla in mezzo per Furno, l'apertura per Mendes, attaccata da Agostino, ancora Mendes, Furno, si fa vedere Vargiu, il pallone per lei, la palla dalla parte opposta per Mendes, non trova il pallone in mezzo, ancora Furno, l'apertura ancora per Vargiu, prova con il destro, contratta da Muzzi, sempre palla per la Mediterranea, ancora Vargiu, ancora Muzzi in fallo laterale. Mediterranea che deve trovare subito il gol per potersi giocare le proprie chance, partita che è da dentro o fuori per questi playoff promozione. Intanto il cartellino giallo per le proteste reiterate parte di Muzzi, ancora a parlare con l'arbitro, anche dalla panchina invitano la propria giocatrice ad allontanarsi. Allora dopo Valluzzi anche Muzzi finisce tra il libretto dei cattivi, c'è anche l'arbitro che va a parlare con il tecnico Calabria. Le proteste probabilmente per un tocco di mano della giocatrice della Mediterranea, un pallone che comunque era rimbalzato prima sul corpo. Vargiu, palla un po' delicata, Marquez la tiene, ancora Marquez si gira, prova il destro, palla contratta da Ligoi in calcio d'angolo, palla dalla parte opposta per Vargiu, ancora il controllo di Vargiu, pallone respinto da Muzzi, poi Furno, l'apertura ancora per Mendes, si fa vedere Mendes, il tocco per Vargiu, spalle alla porta, deve girare ancora il pallone, si va verso sinistra con Furno che supera la sua avversaria, altra apertura per Vargiu, il tocco per Marquez, anticipata da Agostino, tutto campo per la numero 4. E allora Vargiu prova con il destro, Chimenti, facile, Vitale, il controllo per il pallone in avanti, Agostino non ci può arrivare, quella è la proprietà di Furno, però sbaglia Mendes in uscita, Vitale, Mendes le sporca il pallone in fallo laterale. Muzzi in fallo laterale, l'apertura ancora per Vitale, Furno, tanto Muzzi finisce a terra, dolorante Vitale, forse un problema alla caviglia, ne ha messo male il piede. Nel frattempo c'è bisogno del medico, la squadra ospite con Vitale che però si rialza, è già un buon segno, anche se zoppicante, deve lasciare per il momento il campo. Selvaggia Vitale, 13 gol in stagione per Vitale che adesso abbandona momentaneamente il campo. E Muzzi restituisce il pallone alla Mediterranea che ripartirà dalle retrovie con Mugironi, lo scambio Mendes-Furno, poi Vargiu, entrate in campo nel frattempo Milani, ancora Mendes, Vargiu a controllare il pallone, ancora Vargiu, palla tra i piedi, lo scarico per Mendes, sporca il pallone, la neoentrata, allora Mendes fa tutto da sola, Furno, l'apertura per Vargiu, tutto a destra Marquez, pallone ancora per Mendes, la lettura del contropiede addirittura per Ligoi che viene fermata dall'ottimo intervento di Vargiu, poi il pallone in mezzo, Furno prima di tutti e poi niente da fare per Marquez, non può arrivare sul pallone
Allora sarà un fallo laterale con Muzzi sul punto di battuta. L'apertura per Agostino e poi Furno con il tentativo di contropiede. Mendes, lo scarico per Vargiu, sbaglia con Milani che recupera il pallone, però è fallo laterale. Si parte ancora con Vargiu, deve ripartire poi Furno. Si gioca ancora con il tocco di Ligioi in fallo laterale. Marquez sul punto di battuta, lo scarico per Mendes. Prova Mendes l'1 contro 1, ancora lo scarico per Vargiu, pallone in mezzo, anticipata, poi c'è la scivolata di Mendes che anticipa Ligioi. E c'è il fischio dell'arbitro, ci pare abbia indicato addirittura il dischetto. Adesso vediamo, c'è la munizione innanzitutto per Ligioi per questo intervento su Mendes che ha anticipato la giocatrice avversaria. Era proprio così, l'arbitro aveva indicato il dischetto, era proprio nel con Mendes che va a sistemare il pallone. Ligioi non si capacita del fischio, il contatto era netto, da capire chi è arrivata prima sul pallone, ma dalla dinamica ci è apparso chiaramente Mendes che ha preso poi il calcione da parte della avversaria. Allora c'è la lunghissima rincorsa di Mendes. È tutto pronto, può essere questa la chiave del match. Parte Mendes, va a segno Filippa Mendes, doppietta anche per lei. Il secondo tempo si apre con il rigore del 2-2. Allora con il rigore messo a segno da Filippa Mendes si torna in parità. 17 minuti ancora da giocare in questa partita. La Mediterranea la raddrizza. Adesso sarà anche un momento in cui le energie fisiche e mentali soprattutto potranno farla da padrone tra due squadre. Stanno giocando a viso aperto, con superiorità territoriale per la Mediterranea in gran parte del primo tempo, ma poi è venuta su il progetto futsal calcio a 5 con questa ragazza, in particolare Agostino, con la doppietta e poi anche l'occasione anche del 3-1. Intanto si gioca con Mendes, anche lei quindi doppietta a raddrizzare il match. E adesso riparte infuocato con Milani. L'apertura ancora per Agostino, palla troppo profonda, non ci può arrivare Agostino, ma controlla Mugironi, poi spara in profondità con Saba. L'intervento di Ceglie a disturbarla, si parte con Milani, ancora Ceglie attaccata da Saba, torna adesso il pressing alto della Med. Palla lunga anche dall'altra parte, allora Saba attaccata sempre dal capitano del progetto futsal e va anche in scivolata, pallone buono per gli arbitri. Allora si parte con il contropiede, niente da fare per Agostino sul tentativo di passaggio di Ruffini. Mendes si va ancora con l'apertura per Vargiu, ancora Vargiu attaccata, viene messa giù con la spinta per Milani, alla messa giù da Vargiu. Furno, Mendes, ancora Mendes a superare Ruffini, poi il pallone in mezzo con Saba che non riesce a girarla in porta. Poi si libera del pallone il progetto futsal
Adesso si mette in posizione difensiva con la Mediterranea che riparte con il pallone in mezzo per la posizione di pivot di Saba. Recupero palla di Mendes, è proprio il tocco di Agostino a metterle il pallone in fallo laterale. Ancora Mendes, apertura per Vargiu, attaccata Vargiu ancora da Milani. Vargiu, lo scarico per Furno. Adesso sale anche il pressing della squadra in maglia giallonera. Allora da lontano ci prova Furno, Chimenti e poi spara via Ceglie. Era a spalle al campo, non si è fidata il capitano del progetto futsal. Palla fuori, fallo laterale ancora in zona d'attacco per la Mediterranea. Fermata Saba con Agostino in contropiede, 3 contro 3, l'apertura sulla destra per Ruffini. Non riesce il primo controllo, pallone perso. Ringrazia la Med che riparte. 14:53 alla fine della match. Ancora 2/3 di ripresa da giocare. Perde palla ancora Saba sull'attacco di Ceglie che va anche a prendersi il pallone. Lo scarico con Agostino, prova dalla lunghissima distanza, ha provato a puntare l'incrocio. Mugironi tranquilla a controllare. Ora Vargiu a ripartire, ancora Vargiu, il pallone, lo scambio, niente da fare, ancora palla in profondità, tanta imprecisione in questa fase del match, ma ci può anche stare, visto è considerato la posta in palio in questa partita, con la squadra che vince, che passa il turno in questi playoff promozione di Serie A2. Lo scarico all'indietro per la giocata di Mendes, allora Agostino ne approfitta, palla sporcata in calcio d'angolo, un'opportunità per la squadra ospite che va a battere con Ruffini il calcio d'angolo. Palla per Ceglie, l'apertura per Milani, prova Milani ma c'è ancora Mendes a murare. Chimenti, palla in profondità, legge tutto Furno, allora parte ancora Furno, prova il destro, ancora Chimenti, palla per Saba, ancora Saba, destro, fuori. Si riparte con Chimenti, lunga in profondità, ancora una buona lettura difensiva, ancora Saba, messa giù, attenzione perché anche Milani rischia il giallo, ma stava andando da sola dopo il buon gioco di gambe. Marika Saba fermata con le cattive, calcio di punizione. L'arbitro che dice dove posizionare il pallone, con Mendes che adesso si avvicina sul punto di battuta. Tanto pronti anche i cambi per mister Calabria in panchina per provare a dare di mobilità in più. Mendes, palla in avanti per Cocco e poi spara via Milani per evitare guai con Kossu, era lì in agguato. Kossu che va a prendersi anche il pallone. Per Mendes ancora un tiro dalla distanza, palla contratta, ancora possesso Mediterranea. A calcio d'angolo, palla all'indietro per Furno, apertura per Mendes, lo scarico per Kossu, ancora Kossu, fermata, poi recupera il pallone, prova con il destro, ancora in spaccata Chimenti. Si ripete quello che si è visto nel primo tempo in occasione della parità, tante occasioni per la Mediterranea e Chimenti a negare sempre il gol. Adesso un po' di apprensione nella difesa, Furno con Agostino che si fa sotto, pallone in mezzo, Ceglie a sparare in calcio d'angolo. Mediterranea che continua a restare in zona d'attacco, ancora Kossu a chiamare anche le sue compagne. Lo schema con il giro palla per Mendes, pallone ancora per Kossu, il controllo ancora all'indietro con Cocco, lo scarico sempre per Kossu. Adesso tutta a difendere il progetto futsal con Furno
Mendes prova l'1 contro 1, supera la prima, Mendes va con la seconda, ancora all'indietro per Cocco con il controllo un po' complesso di Cocco, niente da fare, e allora Furno prova dalla distanza, palla troppo alta, altra giocata di Filippa Mendes a superare le due avversari. Intanto fuori Agostino e Milani, di nuovo dentro Muzzi e Emilia, palla con l'errore, poi Emilia mette in rete a sfruttare l'errore difensivo della Mediterranea, il tiro con la porta sguarnita e il gol messo a segno da Federica Emilia. E allora costa caro l'errore tra Mugironi e la sua difesa, l'aveva chiamata il portiere della Mediterranea, non è stata ascoltata dalla sua compagna, si sono scontrate, finiscono a terra. Emilia aveva tutta la porta a disposizione per mettere in rete il gol del 3-2, qua non ci può arrivare proprio la numero 7. Mendes ancora palla tra i piedi, adesso si chiude a Riccio il progetto futsal in vantaggio, poi altro errore di Cocco, palla verso Emilia troppo lunga, con Furno a bloccare il tentativo di passaggio. Tanto l'arbitro che va a fermare il gioco per vedere le condizioni di Ruffini. Si può ripartire, 11:39, questi minuti a disposizione della Mediterranea se vuole recuperare questo match strano per la squadra di casa, tantissime le occasioni, però tanti errori come in questo caso. Allora Muzzi prova ad approfittarne, sempre Emilia in mezzo, prova il tiro, grande respinta di Mugironi e poi Cossu ad aprire il gioco, non ci può arrivare Cocco, palla fuori. Ancora un errore in uscita della Mediterranea, stava costando caro con Muzzi che ha provato a far partire il suo destro, questa volta attenta a Mugironi, allora ancora Muzzi con il pallone, non trova poi il possesso con Furno, il tacco, c'è l'ultimo tocco proprio di numero 10 Muzzi con il pallone fuori e quindi si parte di nuovo con Filippa Mendes. Lo scarico per Furno. Sempre Mendes. Controllare il gioco. L'apertura per Furno all'indietro. Poi Cocco a controllare Cossu. L'anticipo per un attimo di Emilia. Furno attaccata da Muzzi. Ci prova Mendes su Ruffini. Ancora Mendes per Cossu. Furno, sempre Muzzi di fronte, le coppie ancora Ruffini su Mendes, Mendes prova il destro, ancora Chimenti a bloccare. Quante parate oggi per Marzia Chimenti, altro errore però in uscita, questa volta a parte di Ruffini, palla che torna all'indietro, intanto proprio Ruffini lascia il campo. Rientra Di Felice, palla che arriva per Muzzi, Furno più veloce ad arrivare sul pallone, lo scarico per Cocco, poi Mendes, ancora Furno, prova Furno con il pallone, l'altra magia di Chimenti, sempre lei a parare, e poi Muzzi con il sinistro, e poi c'è il tocco dietro, sfortunatissimo di Jasmine Cossu. Autogol della Mediterranea, un pallone davvero sfortunato per la numero 2 della Mediterranea che va a sedersi, un tiro di Muzzi che sembrava non trascendentale, c'è stato il tocco davvero sfortunato di Cossu nella propria porta. 4-2, adesso
Mediterranea ha davvero i tempi stretti, altro tocco sfortunato in fallo laterale, ne approfitta il progetto futsal. Calcio a 5, finora cinica la squadra ospite, concede tante occasioni per la Mediterranea, ma sia Chimenti che poi la precisione sotto porta stanno facendo la differenza in questo match. Adesso è davvero dura per la Mediterranea, che però ha tutto il tempo, ancora 9 minuti e 28 per raddrizzare questo match. Ci prova Mendes, prova il tiro, niente da fare. Di Felice ancora per Muzzi, contropiede in velocità, palla al centro con Di Felice, troppo largo il pallone, con Muzzi che ha provato a distendersi in contropiede. Questo può essere il canovaccio in questo secondo tempo, quest'ultima parte, con la Mediterranea a cercare a tutta il gol e il progetto futsal invece a partire in contropiede. Errore, concentrazione, si riparte con Milia, il possesso della numero 7, il tentativo di taglio, Vargiu a respingere il pallone, ancora Vargiu con il possesso tra i piedi, all'indietro lo scarico per Mendes, poi Furno, Vargiu, pallone troppo indietro, Mendes recupera, l'apertura sbagliata, c'è anche un po' di stanchezza da parte di Mendes. Intanto Milia si butta in avanti, però Mendes legge il passaggio di Muzzi, ancora Mendes con le ultime energie, ancora Mendes si ferma, scarico per Furno, sale anche lei per dare una mano in attacco, prova con il destro, palla deviata, ancora in calcio d'angolo, 8:14 sul cronometro, e allora si va con il time out, e allora un breve time out anche per noi. Allora si ritorna in campo con il time out ancora in corso, con la panchina della Mediterranea che si stringe al suo allenatore per prendersi le indicazioni in questo frangente di gara che dice 4-2 per progetto futsal contro la squadra cagliaritana. Sta inanellando una serie infinita di occasioni da rete, ma non le capitalizza. Dall'altra parte invece progetto futsal continua a essere cinico e preciso, perché arrivano tanti grattacapi per la difesa della Med, che adesso riparte col calcio d'angolo per Vargiu, ancora Vargiu, il pallone in mezzo, è l'errore però Furno prima di tutti, poi Agostino mette il pallone fuori. Ancora Vargiu che può riprendere il gioco con il fallo laterale all'indietro per Furno, l'apertura per Mendes attaccata da Di Felice, prova Mendes ancora a partire da sola, lo scarico per Furno all'indietro, arriva sul pallone Furno, lo scarico ancora per Mendes, sempre 1 contro 1 con Di Felice, rientra sul destro, prova poi la deviazione, ma è ancora attenta Chimenti, mettere fuori il pallone. 7:46 sul cronometro, 3 falli per progetto futsal, ancora 0 la Mediterranea che adesso va con il pallone in mezzo. Chimenti legge subito il cross, poi però sbaglia, ma Vargiu non trova il contatto col pallone giusto, ma mette comunque in fallo laterale. Muzzi all'indietro per Ceglie, lo scarico per Agostino, ancora Muzzi, la tiene lì, si fa vedere ancora con il tacco Agostino, prova il tiro facile per Mugironi e rilancia subito in profondità, anticipata Mendes, ancora Muzzi, prova a cercare ancora Agostino, Furno interviene. Tanto Di Felice si fa vedere dalla parte opposta, Di Felice non trova il contatto giusto con il pallone, lasciata sola alle spalle Di Felice.
Gironi che riporta avanti la sua squadra con Mendes, il giro palla, l'apertura ancora per Vargiu, sempre Di Felice di fronte, lo scambio con Marquez, tornata in campo anche lei, all'indietro per Furno, palla larga per Mendes, attaccata da Muzzi, prova ancora Mendes, non trova Vargiu, Di Felice prova Ceglie a recuperare il pallone, troppo largo, non ci può arrivare il capitano del progetto futsal, deve tornare indietro a protezione della sua difesa, perché pallone per la Mediterranea con Filippa Mendes, prova ancora a cercare il fallo di fondo, c'è il calcio d'angolo, Mendes in mezzo per Marquez, murata da Di Felice, il contropiede, Furno legge tutto e va avanti Furno, prova con il destro, pallone che non ha un buon contatto con il suo piede, poi il tocco di Vargiu all'indietro, poteva essere questo un altro autogol, incredibile. Allora Vargiu però aiutata dalla traversa, va avanti, prova a mettere il pallone, poi Saba prova ancora il tiro, la respinta di Chimenti, altro laterale per Vargiu che non ci può arrivare, palla fuori. Che rischio per la Mediterranea. Ancora una volta intanto Saba legge bene questo passaggio, Vargiu anticipata e allora è Furno a prendersi il pallone, poi Mendes allo scarico ancora per Furno, prova Furno, tutto chiuso, deve tornare indietro la numero 13, sempre palla tra i piedi, chiede lo scarico, la aiuta Mendes, troppo distante per il tiro, poi ci prova con il sinistro, il palo, a dire di no a Mendes, tanta sfortuna anche in attacco per la Mediterranea. Muzzi in avanti, c'è il tocco di Mendes su Agostino, c'è il fischio dell'arbitro, primo fallo della ripresa per la Mediterranea con il pallone, scarico per Ceglie, troppo profondo, niente da fare, era impossibile per Muzzi anche solo pensare di arrivarci, palla consegnata alla Mediterranea. Deve ripartire da qui, da Furno. Il possesso ancora per Cocco, tornata in campo, far rifiatare per qualche istante Filippa Mendes, che poi ritorna subito. Allora Mendes prova con il destro, niente da fare, palla fuori, intanto inizia a prepararsi il portiere di movimento nella panchina del Mediterranea. Negli ultimi 5 minuti e 18 da giocare potrebbe esserci questo tentativo un po' disperato da parte del tecnico Simone Casu. Il pallone controllato ancora da Furno, all'indietro per Cocco, lo scambio per Mendes, chiama lo scarico, c'è Saba, poi il pallone in mezzo per Furno, ancora all'indietro su Mendes, tanto esce adesso il portiere con Vargiu scelta come portiere di movimento, allora è Vargiu che preferisce far uscire il pallone, un po' di confusione adesso con il tiro dalla lunga distanza di Muzzi, deve registrare subito qualcosa la squadra di casa con il portiere di movimento, pallone che viene consegnato a Vargiu che è stata incaricata del ruolo del quinto in campo di movimento, e allora il giro palla che parte con Vargiu per Furno, murata da Muzzi, ci ripensa subito che il pallone è andato tra i piedi del progetto futsal, quindi ritorna in campo anche Mugironi, ma è Cocco a prendersi il pallone, poi prova con il destro, poi con il sinistro, murata per 2 volte, prima da Muzzi e poi da Milani, ritorna Vargiu in campo, 4:10 da giocare, 2 reti ancora di distanza tra le due squadre. Furno toccato fuori il pallone per Agostino, fase concitata di questo finale di partita.
In palio c'è il passaggio al secondo turno, questi playoff con l'errore però questa volta da parte dell'attacco, che però viene regalato il pallone con il tentativo di Furno, palla sporcata in calcio d'angolo. Pronta Mendes sul punto di battuta, errore con il pallone che Agostino ha provato a indirizzare nella porta sguarnita. Fare attenzione alla Mediterranea a giocare bene in queste occasioni. Mendes salva il pallone, poi Agostino glielo sporca in fallo laterale. Ancora Mendes, 3:30, adesso deve accelerare per forza di cose la Mediterranea. Nel futsal 3 minuti di gioco vogliono dire tanto. Certo che la Mediterranea oggi deve provare ad accelerare. Si chiude bene il progetto futsal, adesso si apre con il gioco, con il giro palla, buona questa occasione. Poi la lettura ancora di Agostino e Cocco a dire di no, e poi Vargiu lascia uscire il pallone. Intanto c'è il fischio dell'arbitro che vede che il pallone non era messo bene, si salva la Mediterranea che ha ancora l'opportunità. 3 minuti ancora sul cronometro, si gioca con Vargiu attaccata da Milani, allora si gira il gioco per Cocco, ancora Mendes, 2:53, Vargiu, pallone in mezzo per il tiro, ancora piattone aperto di Marquez. Certo che la Mediterranea non può sprecare queste occasioni se vuole recuperare. Sarà una buona preparazione al tiro. Tanto si gioca con il pallone per Muzzi, palla profonda, Cocco ad anticipare, ancora Cocco, la magia di Cocco, il passaggio in mezzo per il tiro di Saba, altro miracolo di Chimenti, ancora il gioco e ancora Mendes, prova Mendes, ancora Mendes, il pallone in mezzo, non c'è nessuno, Saba era troppo sulla porta, ancora la Mediterranea. Adesso 2:20, la partita è infuocata, pallone che finisce fuori, ancora per la squadra di casa, torna fuori Mugironi, rientra in campo Vargiu. Partita adesso caldissima con Mendes che controlla il pallone, ancora Mendes, se lo porta fuori, palla fuori e intanto c'è il time out chiesto alle panchine, allora anche per noi un ultimo piccolo time out, ma state con noi. Allora si ritorna in diretta dal Palacconi con le squadre ancora chiuse nel loro time out. Qua c'è il progetto futsal che va a tornare in campo. 2:13, ancora 2 reti da recuperare per la Mediterranea. Partita a larghi tratti comandata, ma la Mediterranea ha avuto il demerito di non essere riuscita a trovare i gol giusti, quelli che ha trovato invece il progetto futsal, che ha messo in campo tutto il cinismo possibile per cercare di fare quello che sta portando a casa. 4-2. Grande partita anche di Agostino che qua va a difendere su Mendes, non si capisce con Cocco, la porta è sguarnita, la Mediterranea deve provare a chiudere in qualche modo, il pallone però viene sprecato dal progetto futsal in avanti
subentra anche un po' di sconforto con il pallone che riparte per la Mediterranea, che gioca questi ultimi 1 minuto e 50, pallone in mezzo, l'anticipo su Saba, c'è il fischio, il fallo viene assegnato alla giocatrice in maglia 26 del Mediterranea. Ancora 1 minuto e 40 da giocare. Cocco per Mendes, ancora Mendes, va da sola, l'apertura per Vargiu, ancora Vargiu, lo scarico per Saba, palla ancora all'indietro, deviato, ancora fallo laterale, ancora zona d'attacco, sempre Vargiu, poi Mendes, si fa vedere Cocco, il pallone per lei, 1,30 ancora, Cocco prova dalla distanza, Chimenti sempre attenta, calcio d'angolo per Marquez, palla all'indietro, ancora Cocco, Mendes, 1,20, prova Mendes dalla distanza con il pallone, finisce troppo alto, allora Chimenti prova il rilancio in profondità, Agostino si ritrova anche il pallone, poi il destro, vola Muggironi a respingere, 1,14, una partita che è incanalata in le mani del progetto futsal, che adesso vuol far controllare il tempo, pallone che però esce fuori, la Mediterranea se la gioca fino all'ultimo respiro con il portiere di movimento. Con il portiere di movimento è arrivata un'altra occasione con Marquez, che però non è riuscita a trovare la porta. Allora Vargiu prova Marquez, pallone in mezzo, Cocco al pallone buono, Cocco ci prova, Murata ancora, palla all'indietro, ancora 51 secondi, Vargiu prova ancora dalla distanza, altro respinta di Agostino, tutta chiusa il progetto futsal all'indietro a tenere il muro per non far passare uno spillo, ci prova Mendes dalla distanza, palla troppo larga, non arriva, allora Chimenti a controllare il pallone, il gioco. 42 secondi, sbaglia però il rilancio, allora è Mendes che vuole approfittarne, l'apertura per Marquez, il pallone in mezzo, la respinta della difesa e poi Muzzi a mandare fuori, 33 secondi, stregata la porta per la Mediterranea e allora si riparte ancora con Cocco, l'apertura, sporca tutto Agostino, si sta immolando in tutto il campo Agostino, come un po' tutte le sue compagne stanno compiendo davvero un grande colpo qua a Cagliari. E allora con Marquez non trova il possesso, 20 secondi, adesso è davvero una mission quasi impossibile per la squadra di casa. Però il pallone viene ancora regalato dal progetto futsal, che comunque ha 18 secondi per difendere questo risultato. 18 secondi ormai al lumicino le speranze della Mediterranea, che comunque ci prova, ci vuole provare fino alla fine con Mendes, pallone che resta lì, poi Agostino prova a rilanciare in porta, sbaglia Agostino, ma sono 6 i secondi con il progetto futsal che assapora la vittoria e mancano proprio 5 secondi. Cocco si ferma e mette fuori il pallone per l'ultimo secondo, da rimandare di un secondo la festa, ma intanto con queste immagini che vanno ormai quasi a chiudere questa partita, che così arriva con il fischio, non c'è niente da fare per la Mediterranea che ha sprecato tanto, c'è stata la possibilità, ma a festeggiare è la squadra ospite, che è stata davvero molto brava, cinica a mettere in rete tutte le opportunità che ha avuto, e allora i festeggiamenti più che meritati per la squadra che passa il turno, per la Mediterranea che ha fatto un grande campionato, secondo posto, e una partita giocata a viso aperto, e davvero con un po' di sfortuna la Mediterranea dovrà riprovarci ancora, ma è una squadra indirizzata. E allora per noi è tutto, vi salutiamo da Directa Sport, buon proseguimento di serata.